Sono Davide Pettenella, professore senior all'Università di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali. Mi occupo di economia e politica forestale. In questa posizione sono diventato presidente onorario del cluster Italia Foresta Legno. Ho presieduto il comitato tecnico per l'elaborazione della strategia forestale nazionale e sono anche il coordinatore scientifico del cluster Veneto Legno, Oro Legno. Quando parliamo di legname di minor valore, di più piccole dimensioni, parliamo di due grandi diversi tipi di impiego. L'impiego tradizionale a fini energetici e l'impiego per prodotti che non hanno necessità di ricorrere a tronchi di grande dimensione e legname di qualità. La filiera energetica è una filiera che è caratterizzata da una forte dinamica. Il settore invece dei pannelli in Italia, come esempio di eccellenza a livello mondiale, si è adesso trasferito dalla condizione di impiego di scarti di lavorazioni forestali a prodotti post-consumo e di fatto fa poco ricorso all'impiego di legname di provenienza locale. Oltre a questi, due grandi settori di destinazione finale, noi abbiamo adesso in fase nascente lo sviluppo di tutta una serie di attività industriali collegate alla bioeconomia per impieghi più diversi, dal settore chimica fine, farmacia, cosmetica, settore delle vernici, fertilizzanti e compagnia bella. Su questo settore noi siamo molto indietro e quindi dobbiamo puntare a valorizzare l'offerta interna, ma soprattutto dobbiamo puntare su una logica a cascata. Produciamo legname di qualità, produciamo legname che viene impiegato per il settore edilizio, per il settore dei mobili e a cascata avremo legname di minori dimensioni, legname di scarto che potrà essere impiegato o a fini energetici o meglio ancora per questi nuovi settori della bioeconomia.